la lettura splendida di Leo Gullotta, che è stato una lettura quasi critica, possiamo dire, ci ha restituito la ricchezza di questa straordinaria storia d'amore, ma anche di letteratura, di teatro, di cultura tout court, che il carteggio si dubita sempre delle cose più belle, fra Federico De Roberto, l'autore di Viceré, e Ernesta Valle, edito da Bombiani. Sono oltre 800 lunghissime e dettagliatissime lettere, 2150 pagine, quindi è un lavoro monumentale che soprattutto cambia l'immagine di uno scrittore austero, schivo, riservato, misogino, antifemminista che avevamo fino adesso. Quindi veramente un'opera straordinaria sotto tutti i punti di vista, perché è una miniera di notizie letterarie, teatrali, culturali, politiche, economiche, un romanzo epistolare, come è stato definito.